Sicilia, l'isola del solare termodinamico. Questo è il tema del congresso promosso dal Forum regionale dell'energia distribuita, nel corso del quale si è discusso della Carta del Sole e del contributo delle rinnovabili per la rinascita del modello energetico siciliano. È un documento che stiamo presentando alle istituzioni, alle forze imprenditoriali, ovviamente ai candidati della nuova presidenza della Regione Sicilia, a tutte le forze, diciamo così, attive di questa regione ma anche di questo paese, per cercare di far sì che la Sicilia diventi non solamente un punto e un luogo dove installare questa nuova tecnologia di solare che si chiama solare termodinamico, ma che la Sicilia possa partecipare in forma attiva attraverso una filiera che necessariamente prima o poi si dovrà attivare anche qua, di fornitura, di subfornitura e anche di realizzazione di questi impianti. È un patto per l'energia e il lavoro in Sicilia. Un patto che si basa sul protagonismo dei cittadini. I cittadini devono diventare produttori e non solo consumatori di energie rinnovabili. Bisogna sviluppare delle filiere energetiche per tutte le tecnologie delle energie rinnovabili, incrementare gli sistemi di accumulo di energia, soprattutto da fonti rinnovabili che sono discontinue, nel senso che sono soggette al solare e al vento, alla periodicità del vento. Bisogna creare delle reti intelligenti. Attraverso le rinnovabili è possibile rispondere non solo a un criterio di natura ambientale, dettati dell'Europa 2020-2020, ma è possibile anche creare nuova occupazione.